Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo! Faccio un restauro a 60 anni. Vai. E fa, allora va bene, domani mi portate un pensiero, qualcosa, con la scritta molto probabilmente. No, siccome era una classe un po' di fighettini, sai, di quei che tu schei, no? Allora fa, Roberto, sì, allora guardi maestra, ieri siamo andati a fare un giro per la Pedemontana con l'elicottero dello zio. Abbiamo fatto tutto il giro della Pedemontana, Gemona, eccetera. A un certo punto c'è stato un forte sobbalzo, molto probabilmente c'è stato un vuoto d'aria. Bravissimo, applauso, bravo. Sandrino, allora ieri abbiamo preso la barca dello zio, zona Monfalcone, abbiamo fatto tutta la zona giù a basso di Grado, Barbana, dopo chi è? Barbana, Grado, ma è di Slegnano, l'isola dei Granchi, a un certo punto col papà c'è stato un forte sobbalzo, molto probabilmente è stata un'onda anomala. Pierino, allora no? Allora ieri siamo stati su a Verzenis, che mia nonna ha la baita lì, a un certo punto giocavamo lì con la nonna, no? Sai come no? E nell'erba, a un certo punto mia nonna è entrata in casa, ha preso il time sotto il braccio e si è avviata verso i boschi. Scusa, ma tua nonna non è che non sa l'inglese, ecco, molto probabilmente andava a cagare. Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo!